Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il nuovo decreto antifrodi sul superbonus va nella direzione giusta per cittadini e imprese, a dirlo è l'associazione Consumatori Attivi, riammesse le 3 cessioni di credito che consentiranno di sbloccare il settore edilizio. Il decreto antifrodi varato ieri dal governo va a riabilitare le cessioni successive alla prima nell'ambito dei bonus edilizi. Questa cosa avrà il pregio di rimettere in moto il comparto edilizio, permettendo che le cessioni successive alla prima possano essere effettuate tra soggetti vigilati e quindi appartenenti al sistema bancario. Il decreto va a prevedere anche importanti sanzioni e la pena della reclusione da 2 a 5 anni per i professionisti che dovessero effettuare false asseverazioni. Ulteriormente, per quanto riguarda i crediti d'imposta, verrà messo dal 1° di maggio un bollino, cioè un codice identificativo che permetterà a quel credito d'imposta che viene ceduto di poter essere tracciato nella filiera delle cessioni. Questo decreto va a risolvere quindi il problema del blocco delle cessioni dei crediti d'imposta, ma non va a risolvere il problema che migliaia di cittadini stanno affrontando a causa delle truffe nelle quali si sono trovati coinvolti loro malgrado sui bonus edilizi. Purtroppo questi soggetti si trovano oggi a vedere dei cantieri bloccati e a non poter essere riabilitati nell'utilizzo di quel determinato bonus. Quindi chiediamo che anche nell'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate e con l'Enea si riesca a trovare una soluzione che permetta di far ripartire anche quei cantieri. E a proposito invece di rincari, per l'estate 2022 aumentano i prezzi giornalieri stagionali di lettini, sdraio e ombrelloni del 2% in più rispetto all'anno precedente. A Lignano Sabbiadoro prezzi stabili invece a Grado. L'estate 2022 sarà più salata per alcune spiagge del Friuli Venezia Giulia. Arrivano infatti quei rincari che le famiglie stanno incontrando un po' ovunque, dal caffè ai servizi. Le scelte stanno ai singoli gestori. Qualcuno non alzerà le tariffe, diversi si orienteranno su un aumento intorno al 2%. Una situazione diversa dunque da stabilimento a stabilimento. A Lignano Sabbiadoro ci saranno ritocchi del 2% su ombrelloni e materiale spiaggia della Lignano Sabbiadoro Gestioni, come conferma il presidente Emanuele Rodeano, che nonostante il rincaro spiega le prenotazioni online rispetto al 2021 sono già al 50% in più, con turisti in particolare di Austria, Germania, paesi dell'est che si danno da fare per accaparrarsi il posto migliore. A Grado invece c'è stata una riformulazione dei prezzi che rimangono prevalentemente stabili rispetto allo scorso anno. A dirlo Alessandro Lovato, amministratore unico della Grado Impianti Turistici. Solo le zone più richieste, come le prime file, dice, subiranno un piccolo aumento, mentre i rincari si vedranno principalmente su servizi specifici collegati alla spiaggia come ristorazione bar. Anche nell'Isola del Sole non mancano le prenotazioni, conferma Lovato, e l'estate del 2022 sembra essere quella della stabilizzazione dell'afflusso di turisti italiani e stranieri nelle nostre località balneari. La cronaca è terminata con 2 persone ferite e una violenta lite scoppiata all'interno di una coppia straniera nella notte a Trieste. L'allarme è scattato attorno all'1:30 quando un uomo ha aggredito la compagna. L'ex fidanzato sarebbe intervenuto in difesa della donna. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale. Sul posto anche le volanti della Polizia di Stato, i Carabinieri e la Polizia Locale. Il compagno della donna e un suo amico che gli avrebbe dato manforte nella lite degenerata sono stati portati in questura per chiarire quanto accaduto. Ed ora andiamo a Udine, dove i ladri entrano in un'osteria e rubano l'incasso della settimana e tutti i salumi. È successo nell'osteria Bar San Paolo, che si trova al Civico 28 nella zona sud della città. I ladri sono riusciti a introdursi nella notte tra sabato e domenica. I responsabili hanno trovato il giorno dopo la porta spalancata, un vetro rotto con evidenti segni di forzatura. Si dimezzano i numeri dei contagi, ma quelli sulla mortalità non scendono. Sono 11 le vittime, lo stesso numero di 2 giorni fa. Il numero dei contagi è 640 rispetto ai quasi 1100 di 7 giorni fa.
Dimezzate dunque le positività che con le terapie intensive che si stanno svuotando risultano essere i dati più significativi del resoconto settimanale sull'andamento del Covid in regione. Oggi ci sono infatti 2 persone in meno in terapia intensiva per un totale di 19 e 2 in più nei reparti ordinari che adesso ospitano 330 pazienti. Sono stati analizzati 8.441 tamponi con la percentuale di positività del 7,5%. In una sola settimana il numero di non vaccinati in gravi condizioni è diminuito di quasi 2,5 volte, quello dei vaccinati di 1,5 volte, ma il numero di decessi che non cala. Oggi si registrano 11 vittime, la stessa cifra di 2 giorni fa. Età delle vittime fra i 76 e i 90 anni, in isolamento 24.600 persone, un centinaio in meno di ieri e 10.000 in meno rispetto a una settimana fa. Gli studenti che si sono riuniti a Roma per gli stati generali della scuola pubblica hanno svolto un'azione di protesta contro il modello di scuola attuale, dedicando la piazza in cui hanno svolto le assemblee ai 2 studenti morti durante gli stage nello scorso mese, tra i quali Lorenzo Parelli, morto l'ultimo giorno di stage in una ditta di Lauzacco. I nomi di Lorenzo e Giuseppe, dichiarano gli studenti, si aggiungono alla lunga lista di persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro, con l'aggravante che i 2 ragazzi erano studenti e non avrebbero dovuto trovarsi in azienda ma a scuola. Ciò che è successo è inaccettabile, esprimiamo totale solidarietà e le nostre condoglianze alle famiglie, ma non rimarremo in silenzio di fronte a tutto questo. Vogliamo una risposta pronta da parte del Ministro Bianchi, l'introduzione di uno statuto delle studentesse e degli studenti, concludono. Andiamo a Pordenone, dove l'Interporto punta in grande. Nascerà una stazione elementare con l'apertura di un varco per Udine. Intanto per le aziende insediate gli affari stanno crescendo a vista d'occhio. Interporto Pordenone pensa in grande e tra i prossimi investimenti figura la realizzazione della stazione elementare con l'apertura di un varco per Udine. Ciò significa che Interporto diventerebbe la stazione più importante, scippando il primato a quella ferroviaria di Pordenone. Uno degli obiettivi più importanti che abbiamo, oltre il completamento del centro logistico con l'asta di manovra portata a 750 metri e l'inserimento di altri binari per il parcheggio dei treni, c'è la realizzazione della stazione elementare, che è un punto cruciale al momento. Dall'Interporto sulla direttrice per Udine non è consentito l'inserimento nella linea di corsa. Lavoro, richieste e sviluppo. Dopo un periodo difficile, Interporto sta conoscendo un'importante fase di risalita. C'è stato uno stop nel primo periodo del Covid, ma ha interessato un po' tutti ed è fisiologico, ma poi la ripresa è stata costante e il terminalista UPAC ci chiede costantemente di integrare la dotazione infrastrutturale dell'Interporto, perché ci sono le richieste, c'è lavoro e c'è sviluppo. Festa a Tavagnacco per l'inaugurazione ufficiale della piazza appena ristrutturata. Festa a Tavagnacco per l'inaugurazione ufficiale della piazza. Bisogna festeggiare i risultati raggiunti e condividere soprattutto con i residenti di Tavagnacco, i nostri amici, questo bellissimo risultato, la ristrutturazione di questa meravigliosa piazza che valorizza ulteriormente il nostro capoluogo Tavagnacco, sul quale comunque abbiamo tutta una serie di interventi che in questo momento stiamo predisponendo. C'è stato un primo lotto che ha interessato la viabilità con la rotonda e la strada di Piazza di Prampero, con il rifacimento intero del Porfido, e un secondo lotto, un secondo intervento che ha riguardato il plateatico, che è stato attrezzato di una illuminazione adeguata per anche una questione di sicurezza oltre che estetica, e inoltre abbiamo anche provveduto a mettere in sicurezza il passaggio pedonale, che oggi è illuminato e quindi permette a tutti i cittadini di essere visibili anche alle vetture. La pagina sportiva: si sono chiuse oggi le Olimpiadi di Pechino con la cerimonia che ha dato l'appuntamento a Milano Cortina tra 4 anni. Le ultime friulane in gara sono state le fondiste carniche Cristina Pittin e Martina Di Centa, che dopo una a braccetto hanno chiuso la 30 km di sci di fondo, rispettivamente 33esimo e 34esimo, 9 minuti di ritardo, migliori delle italiane. E dopo 4 anni di assenza è tornato il Lussarissimo, oltre 160 gli sciatori che hanno partecipato al gigante parallelo in notturna sulla di Prampero di Tarvisio.
Emozioni, sana competizione e divertimento, il tutto nella magica atmosfera della versione notturna. Sono gli ingredienti del Lussarissimo che è tornato a Treviso dopo 4 anni di assenza, con ben 164 sciatori in gara. Molto alto il livello dei partecipanti al gigante parallelo che si è disputato sulla pista di Prampero, illuminata dai fari. C'era anche l'ex azzurro del freestyle Giacomo Matiz. L'evento ha attirato sciatori italiani ed oltre confine da Slovenia, Austria, Francia e Germania. Per tutte le età si sono sfidati davanti a un pubblico numeroso di appassionati di sport invernali. La classifica al femminile ha visto il miglior tempo appannaggio di Elisa Andreassic dello Trieste Sci Club 70, seguita da Snanica Battista del Bachmann e dalla collega del Bachmann Sport College Sonia Del Pino Caballero. La gara al maschile ha visto la vittoria del tolmezzino del Cimenti Sci Carnia Andrea Lepre, seguito da Thomas Philip Loic dello Sci Club Team Ibner ed Edoardo Masarotti Roiati dello Sci Club Monte Canin. Tanti altri riconoscimenti assegnati grazie a un ricco montepremi messo in palio dagli organizzatori Smile Events APS SD di Gorizia con Sci Club Monte Canin di Udine, la SD S1 di Trieste e il supporto della Regione, del Comune di Treviso e di Promoturismo FVG. La Scuola Internazionale di Sci di Treviso si è aggiudicata il premio per il maggior numero di partecipanti, così come lo Sci Club Monte Canin. E questa sera l'Udinese gioca in posticipo contro la Lazio dal Friuli, che da oggi torna al 75% della capienza. Gli aggiornamenti con Monica Tosorini. Nella sera di Udinese-Lazio, capienza degli stadi nuovamente al 75%, esattamente come nel periodo prenatalizio. Si tornano quindi a riempire gli impianti dove serve comunque sempre il Green Pass rafforzato per accedere, quindi la misura insomma è ad hoc per permettere ai sostenitori di venire a tifare la propria squadra. Oggi l'Udinese ne ha particolarmente bisogno perché la partita è delicata, la Lazio vede la Champions, vuole a tutti i costi vincere nonostante sia in emergenza. L'Udinese però ha bisogno di punti, perché? Perché lo vuole la classifica e il calendario consiglia assolutamente di muoverla, quindi vedremo come andrà a finire. Sicuramente però stasera l'Udinese potrà nuovamente contare su un importante numero di tifosi al suo fianco e vedremo come andrà a finire, se il fattore Friuli conterà magari contro la Lazio come è successo con il Torino l'ultima volta. E per seguire la gara in diretta su Telefriuli vi ricordiamo l'appuntamento dalle 20:30 in diretta con Poltronissima, condotto da Francesca Spangaro e assieme a Marco Pasquariello. Invece subito dopo la pubblicità appuntamento con Sport FVG per tutti i risultati del calcio dilettanti. Buona serata.